Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio. Gloria, gloria, in excelsis Deo, gloria, in excelsis Deo. Preghiamo. O Dio, tre volte santo, che hai scelto gli annunciatori della tua parola tra uomini dalle labbra impure, purifica i nostri cuori con il fuoco della tua parola e perdona i nostri peccati con la dolcezza del tuo amore, così che come discepoli seguiamo Gesù, nostro Maestro e Signore, e Dio per tutti i secoli. Dal libro del profeta Isaia. Nell'anno in cui morì il re Ossia, io vidi il Signore seduto su un trono alto ed elevato. I lembi del suo manto riempivano il tempio. Sopra di lui stavano dei serafini. Ognuno aveva 6 ali. Proclamavano l'uno all'altro dicendo: Santo, 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 il Signore degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria. Vibravano gli stipiti delle porte a risuonare di quella voce, mentre il tempio si riempiva di fumo. E dissi: oimè, io sono perduto, perché un uomo dalle labbra impure io sono, e in mezzo a un uomo dalle labbra impure io abito. Eppure i miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli eserciti. Allora uno dei serafini volò verso di me, teneva in mano un carbone ardente che aveva preso con le molle dall'altare. Egli mi toccò la bocca e disse: ecco, questo ha toccato le tue labbra, perciò è scomparsa la tua colpa e il tuo peccato è espiato. Poi io udii la voce del Signore che diceva: chi manderò e chi andrà per noi? E io risposi: eccomi, manda a me. Parola di Dio. Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria. Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria. Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore. Hai ascoltato le parole della mia bocca. Non agli dei, ma a te voglio cantare. Mi prostro verso il tuo tempio santo. Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria. Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà. Hai reso la tua promessa più grande del tuo nome. Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto. Hai accresciuto in me la forza. Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria. Ti renderanno grazie, Signore, tutti i re della terra, quando ascolteranno le parole della tua bocca. Canteranno le vie del Signore, grande è la gloria del Signore. Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria. La tua destra mi salva, il Signore farà tutto per me. Signore, il tuo amore è per sempre.
non abbandonare l'opera delle tue mani. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Vi proclamo, fratelli, il Vangelo che vi ho annunciato e che voi avete ricevuto, nel quale restate saldi e dal quale siete salvati, se lo mantenete come ve l'ho annunciato, a meno che non abbiate creduto invano. A voi infatti ho trasmesso anzitutto quello che anch'io ho ricevuto, cioè che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le Scritture, e che fu sepolto, e che è risorto il terzo giorno, secondo le Scritture, e che apparve a Cefa e quindi ai 12. In seguito apparve a più di 500 fratelli in una sola volta. La maggior parte di essi vive ancora, mentre alcuni sono morti. Inoltre apparve a Giacomo e quindi a tutti gli apostoli. Ultimo fra tutti apparve anche a me come a un aborto. Io infatti sono il più piccolo tra gli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Per grazia di Dio però sono quello che sono, e la sua grazia in me non è stata vana. Anzi, ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Dunque, sia io che loro, così predichiamo e così avete creduto. Parola di Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Venite dietro a me, dice il Signore, vi farò pescatori di uomini. Alleluia, alleluia, alleluia. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre la folla li faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Genesaret, vide 2 barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca che era di Simone e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: prendi l'arco e gettate le vostre reti per la pesca. Simone rispose: Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti. Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e 2 le barche fino a farle quasi affondare. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù dicendo: Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore. Lo stupore infatti aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui, per la pesca che avevano fatto. Così pure Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: non temere,
d'ora in poi sarai pescatore di uomini. E tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Parola del Signore. La parola che abbiamo ascoltato quest'oggi ci porta a delle situazioni concrete. La prima lettura presa dal profeta Isaia ci fa cogliere come il Signore interviene nella vita di questo profeta e vediamo la conclusione di fronte alla situazione che si accenna, la risposta: ecco, manda me. La pagina del Vangelo si conclude anche questa con l'esperienza di Pietro, Simone, che insieme a Giacomo e Giovanni assistono a una situazione particolare e l'Evangelista Luca dice: tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. È bello soffermarci nella pagina del Vangelo, Gesù che ha bisogno della barca di Pietro per poter parlare alle folle che lo sta seguendo. E l'Evangelista ci descrive una situazione molto semplice. È il Signore che prende l'iniziativa, è Lui che poi invita Pietro a pescare. Siamo di giorno, tutta la notte non hanno preso niente, lo sappiamo, eppure Pietro risponde e dice: abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti. Ecco, in queste parole troviamo l'aggancio di ciò che poi il Signore compie. Quindi siamo in un momento in cui non si va a pescare di giorno, eppure sulla tua parola e avviene il miracolo. E vediamo che di fronte a questo Pietro si inginocchia davanti al Signore e ripete: allontanati da me
Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. In alto i nostri cuori, rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e hai disposto la vicenda dei tempi e delle stagioni. All'uomo fatto a tua immagine hai affidato le meraviglie dell'universo, perché fedele interprete dei tuoi disegni, prenda cura di tutti. De lui che viene nel nome del Signore. Veramente santo sei tuo Padre e fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue della croce. Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio.
celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio. Ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata
Ave, Ave, Ave. Ave Maria, Ave, Ave, Ave.